Bello, guarda che bello, non che la guerra, se a Venezia. E infatti, Dino, nell'anno 1000 inizia l'anno legale del Ducato Veneto Lagunare. Da qui in avanti, nei documenti, sia del Ducato che della Repubblica di Venezia, dal 1000 fino al 1797, si indicava nelle date dei documenti ufficiali More Veneto, che vuol dire secondo l'uso veneto. Questo per indicare che si doparava il calendario che si rifaceva al vecchio calendario europeo, quelli dei Celti, ti ricordo che il bardo se n'è. Ah, come fa a smentegarmelo? I pari affimmati della contentessa. Oh, non si torna? Non te me la sarei mia chi nell'anno 1000 era? Ah, che cosa fare a casa? Oh, ti ci setto. Sono il fantasma dei cani dell'anno presenti. Vai con me, Dino. Oh, e il Salbanello mi aveva detto che te mi offreve un gotto? Ma qua non mi par mia al bar. Sei nel Consiglio regionale Veneto, Dino. 13 aprile 2007. Varai e tutti trio votare. E con solo voti a favore, il Consiglio regionale del Veneto l'ha approvato la proposta di legge per riconoscere il Veneto come lingua. La lingua veneta. Roba che l'UNESCO, per la verità, l'aveva già fatto. L'aveva riconosciuta la lingua veneta nel 1999. E adesso, con sta nuova legge regionale del Veneto, se vuole la tutela, la valorizzazione, la promozione del patrimonio linguistico, culturale e tradizionale veneto. Da adesso in avanti non è più da nascondere le nostre tradizioni, Dino. E il Cao dell'anno Veneto l'è proprio una di quelle. Mi par d'essere tornato al bar. Oh, magari mi rilasso un poco. Oste! Ehi, Cisetto! Ciao Dino, sono il fantasma dei Cai degli anni futuri. Ah, però che bella che te sei! Veramente, pare essere un fantasma, te me pare un po' in carne. Ehi, dello il bar, non sei adesso? Sei in un Cao dell'anno futuro. E tutti jedrio festeggiar la tradizione de batter marzo o chiamar marzo. Tradizione che ga in tutto il Veneto, da Treviso a Belun fino alle basse veronesi. Perché fai tutto sto casino? Senti che lavoro! I batte e i bastoni per parar via la stagione fredda, per parar via le robe triste che leghe sempre nella vita devo altri uomini vivi. A perché te saresti un fantasma era? Posso provare a passarti attraverso? Te porto un'altra festa, Dino. Ah, con ti vegnaria un cao al mondo? Altro che un cao dell'anno. Anche qui tutti che festeggia. È un altro cao dell'anno. Questa è la festa del popolo veneto che ricorre il 25 marzo, giorno della fondazione mitica di Venezia, con lo scopo di favorire la conoscenza della storia del Veneto e delle sue tradizioni. E soprattutto se vuol far conoscere la lingua veneta. L'ho sempre ditami che il Veneto è una lingua. La me lingua. Sì, e il Veneto è una lingua adoperata da alcuni milioni di persone, donne e uomini, e in 6 stati diversi. La metà è seccata in Italia, nella terraferma della ex Repubblica di Venezia e principalmente nella regione del Veneto. Quando se noi altri, Dino? Ma che ne tanti anche in Trentino e in Friuli Venezia Giulia. L'altra metà è all'estero, principalmente in Istria, ma che neanche in Dalmazia, Romania, Brasile, Messico e in varie altre località, in dove i veneti gli emigrè in anni duri. Grazie cara, ti te mi piace, ma te sei un po' massa enciclopedica per me. Posso portarti al bar? No, Dino, adesso il nostro viaggio per ancora è finito. Dormi, Dino, dormi. Orco can che storia. Non è ancora mezzanotte. Avo al bar. Augurio metto timido. Auguri di che? È il mio nomastico. San timido o San ometto. No, auguri de buon anno Veneto. A ti e a tutti i veneti e anche ai foresti. Per un futuro prospero per la nostra regione. Auguri Dino. Oste, una bottiglia de Valpolicella.